Inizia con un gesto d'amore il 20° Festival internazionale I Bambini del Mondo che apre il 75° Mandorlo in Fiore. Come da tradizione, prima di iniziare le loro performance artistiche, i Bambini del Mondo si sono recati questa mattina a far visita ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per portare loro un sorriso, una carezza e anche momenti di folklore. A rallegrare la corsia il gruppo Compagnia Folclorica Hidalgo del Messico, che ha dato un saggio del loro folklore, travolgente musica messicana che ha coinvolto tutti, bambini, ricoverati, genitori e operatori sanitari. Una bella iniziativa che si è instaurata tempo fa tra l'AIFA e il dottore Giuseppe Gramaglia proprio per portare allegria e folklore in questo momento particolare ai bambini ricoverati. Ma sentiamoli. Abbiamo ripreso finalmente la tradizione dello spettacolo dei Bambini del Mondo, del Festival internazionale del folklore, che sono venuti a trovare i bambini degenti nel reparto di pediatria. Tutta la tradizione parte dal 2001, è stata interrotta nel periodo della pandemia nel 2020, 2021 e 2022 e si riparte da quest'anno. È stato un momento di gioia per i bambini e per le loro famiglie ricoverate. Un momento di solidarietà e di affetto da parte dei bambini del Messico che hanno trovato i bambini ammalati del reparto di pediatria di Agrigento, con loro hanno condiviso allegria, con loro hanno condiviso balli, con loro hanno condiviso gioia. È un momento particolare per il nostro reparto che sicuramente è da apprezzare come iniziativa, perché ogni anno Luca Crescenzo e il Giovanni Di Maia si ricordano del nostro reparto e ci vengono a trovare come organizzatori di questo spettacolo internazionale del folklore dei bambini del mondo. Ancora una volta i bambini del mondo iniziano il proprio percorso, il proprio festival dal reparto pediatria di Agrigento. Un grande piacere, un grande onore per i bambini del Messico quest'anno venire qui e donare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto pediatria. Ringraziamo il dottore Gramaglia e l'ASP di Agrigento per averci concesso i propri locali per poter fare questa manifestazione ed avere un po' di gioia ai bambini ricoverati. Adesso inizia il festival da domani con le sfilate, gli spettacoli al Teatro Pirandello e poi con il premio Claudio Crescenzo giovedì al Museo Archeologico Pietro Ruffo. Il Festival internazionale I Bambini del Mondo è organizzato da AIFA, Associazione International Folk Agrigento, giunto alla 20ª edizione. Partecipano i gruppi folcloristici internazionali di Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia. Con loro i gruppi locali di Gergent, Oratorio Donguanella, i Fiori del Mandorlo, i Piccoli del Valdacragas, Fabaria Folk, i Carusi di Girgenti, i Tre Castagni dell'Etna. Domani domenica 5 marzo alle ore 10 il primo bagno di folla con la sfilata che dà inizio al 75° Mandorlo in Fiore. I Bambini del Mondo alle 20:30 invece al Teatro Pirandello daranno corso allo spettacolo di apertura del Festival internazionale con la presenza di gruppi internazionali e agrigentini.